Camposanto, vi giuro che la mo è tutti secchi in scanto. No, niente, mi è messa una scommessa che i picciotti d'estate per una notte e mezza di morte. Siccome c'è la partita dell'Italia, mi buttavo tutte le persone a seggiasaia. Un silenzio era ogni tanto intervallato, la voce di Bruno Pizzolo che faceva come un gas desanodato. Dice perché? Perché in Italia che tutti davano sconfitta già in partenza, io che va buona con grande intelligenza. Ma io non potevo essere tanto contento, perché lo scanto aveva stato attento, diciamo che non mi è stato agitativo perché da mezza di morte era io solo vivo. Ma ecco che Schillaci si scatena, ti segna un grande gol tutti i prima, comincia a mettere la voce come un pazzo, si vota la voce morta e fa: Ma che cazzo? Ma è mai possibile che per fare il tifo per l'Italia avete a fare salire di morte tutta all'aria? Ma insomma, come è a finire? Ma levate avanti e vate nemmeno se vede. Giusto, caro signore, lei c'ha ragione, è stato un mio momento di confusione. Non è che io ci volevo mancare di rispetto, solo che la contentezza mi pigliò di petto. Ma poi non l'ho capito. Che minchia vuole? Perché non si va bene la partita nel sotto le persone. Questo del mio dire se ne fa 4 risate, a faccia spedisce e mi lascia che cagna tutta agghiacciata. E subito capire che ero morto, ecco perché me l'aveva sempre detto. Madre Maria Santissima Immacolata, se questo torna mi avete consumato. Un setto minuto manco più a pensare e andiamo tutte cose per scappare. Ma fu in un attimo che mi circondato, due morti, 4 scheletri si fotterono tutte le persone e mi attaccarono. Oramai ne vedremo tutta la partita. Anzi, Corò, a che punto è la zita? E ora guarda, l'Italia passò in vantaggio, ma chiedo scusa, perché mi pigliaste poco messaggio? Ma quale ossaggio è prigionia, carissimo amico? Vedremo una partita tutte in compagnia. E subito sono informato che aveva segnato, volevano sapere se l'arbitro faceva uso esonerato, si è informato pure del Brasile di Pelé e onestamente devo riconoscere che sapeva non so che è. Ma proprio in quell'istante Schillaci raddoppiava. Ci fu un gabbuidello che assomigliava alla cala, che si abbrazzava, che si vasava, che si pisciava, che lanzava, che pigliava ballate in mano e spasciava, che diceva che ci mettesse colore, che c'aveva la fotografia di Pelé e ci metteva i ciude, spuntavano bannini tutte banne, pignate, pignatazzi, azzebanne. Che fine sto Camposanto quella notte? Un sacco d'uomo, c'erano poi le botte. Chissà, a quello locolo erano ammucciate, zecche zacche suona e una po' di cose mascate. Io di sai, sto puto alloccuto e meravigliato, perché l'Italia con Schillaci pure e ti avevano spiegato! Qui giace l'Italia caduta la scorsa estate. Lascia dolorati tifosi e scalmanati. Albe già pattate, segnaline scedecate, che se meritassero vai suonate, ma non ci abbaissano manchi balate, pur resto riminchiate. Chi non sa teccata ne se uè, chi non sa teccata ne se uè, chi non sa teccata ne se